Stato un tagliese. Ah, lo preparaste il discorso? Sì, ora? Ora la molleggia. Che lo so? Ma l'augurio per tempo, Pedro! Questo fu un segno premonitorio. Facciamo così ora. Ah. Io ho scritto due paroletti, ma Sì. se si va a setta? E voglio sentire che tu che scrivi. Va bene. Che sono buoni, io ti dico buoni. Che sono tinti, ti dico scancella. Va bene, E allora. tu scancelli. Va bene. Minuto io mi vai a setto. Va bene. Tu preparati. Ma non mettevi due cose io ora. Non mettevi. Ah, dai, forse. Ora facci prove. Vedremo che ne esce. Ecco. Ah. Non mettevi. Boh. Petro, Un ne. aspetta quanto ti vivo. No, viro io. Facciamo la prova buona. Petro, Un ne. accanto all'architetto. Un. Petro, avanti leggi. No, viro io. Ah, sogno. Petro, devo trovare una posizione buona per vederti. Ah, dove? Ah, Ah. vedremo. Leggi. Vabbè. Ento menso. Ah? Ento menso. Lentamente. No. Ento menso. Dopo la morte di Giosuè, Eh? i figli di Israele Ma chi c'entra a Bibbia, Petro? Un riscuscio me e un ne. Ento menso. Che hai a chiamare io? Ento libro, ento menso. Vabbè. Ah, o cioè, Vedremo. signori e signore, signorine e signorini, E vabbè, che c'entra? Signore e signore, che ci fai schetti e maritati e Ma- bambini. Scancella dopo e metti signori e signore. Vabbè, signore, io sogno Pietro. Vabbè, usanno così. Voi tutti mi conoscete Appunto usanno. perché sogno figlio illegittimo di padre Vicenzo. Non dire queste cose che mi leva una tonica. E non è vero che mi trovò su Tamperi di Lattuga. Giusto, perché non era tempo di lattughe, ma ai cristiani che ci interessa. Ah. Eri su Tampere e Broccolito. Io sogno già sindaco. Come sei sindaco cretino? Mi facessi finire o no? Ah, sì. Perché in base ai conti che facciamo con la Cipreti ha visto a pigliare tanti voti. A me non mi montuare la ciprete in te votazioni. Quando chiano comuni Perché stava a chiamare? voglio risolvere tanti problemi. Bravo! Ma voglio dirvi che i problemi li risolverò lo stesso non solo quando chiano o comuni, ma magari quando uscino, visto che hai la campagna a Tamperi. Scancella dopo ti venga a tompoliare. Per prima cosa risolverò il problema della vecchiaia, ranno pinnoli franchi a tutti. E tu sei che i cristiani che pinno li pigliano. Mi immazzi, scancella. E a me non risolviamo il problema della vecchiaia. Pedro in galera andiamo tutti gioia, io mi scanto. Farò nascere tanti bambini, Oh Pedro, che ti mettiste in testa? No. Mattia! obbligando al farmacista di levare la macchinetta di riservativi. Chi mettevo già? Ma Rico. Continuo. continua. Risolverò il problema della crisi. La crisi. Sì. E come risolve se c'è la crisi mondiale? Parlé con Teresa la posta e ci farò dare i soldi a tutti, gratis. E manna chi da in galera, gioia, scancella chi da per domani e avete due figli. No, e ci farò pagare tutti i bolletti senza nescere i soldi. Ah, sì, buono, così vinciamo. Già Ida disse che è d'accordo a fare staffizio perché ci promettevi che ci rapeva la strada la Mavazza. Bravo, Che scusa che è in una via di fuga. chi ti stava a dare? Io posso fare Ah no, ancora ce n'è, aspetta. E appena sarò eletto sindaco, Ah, risolverò pure un problema i posto cimitero. e come? Farò un forno crematorio, un tallotto di padre Vicenzo. No, che mi scanto, mi schifio. No, Come no? per tutti. Per tutti, che tutti. E se non c'è motti rinfunnari,
tutti i vecchiareddi si possono venire a fare un pane. Che non camorano a cudini. Scancella, Petro. Per l'acqua, potto chi da rumare. Che si scarto, non ci aveva pensato prima. E chi da... E chi da... E chi da Cassuecchia a Ramo Franca. Appunto, sta là. Sbaganteremo tutto il mare E così ne esce a balena che ha visto dalle isole Eolie. e i pesci che nescono ne venniamo a picca prezzo. Sì. A così ci leviamo travagli a calore a fano che disse che voto non minerava. Bravo! Continuo Padre Vincenzo. Continua. Io posso fare un sindaco perché hai pure a discendenza. Scancella! E per la virula continua mi pigliai a purga 3 voto giorno. Brava, così ti viene ora un stomaco asciugato completo. Comunque, E si ulcera. Scancella tutte queste cose. finisce così Padre Vincenzo. Sì. Comunque, male che va, mi candido a fare un parrino, a me nei voti l'hai assicurati. Ora che hanno giocato che ti do un polio. Male che stiamo finendo. Non ce la faccio più. Che che ho visto in questo paese? Cose ripazzi, cose ripazzi. Quanti elettori mancano ancora? Presidente, quando è così, lo sai che ci dico? Quanti elettori mancano ancora? Ma qua ancora, quando non ne mancano assai ancora, e qua noi ci andiamo se prima non vengono a votare tutti i kid che ci sono accanto a sto registro. Non è che lei ora si sta ancora e cerca di chiudere la potere. Quasi vota fino all'ultimo cittadino, a costo di stare fino a domani mattina. Ma che cosa sta dicendo? Signor Presidente, tutti hanno diritto a votare, io sono qui per garantire questo diritto. Giusto, dici Mezzito. Ah sì? Beh, scusi, ma me la è una curiosità. Ma lei, come fece lo carabiniere che ha una ignoranza che si taglia cucuteddo? Alla leva. Ma lei come si permette di offendere lo zito della mia figlia? Ma lei come si permette di offendere l'intelligenza dell'arciprete? E per amore che c'entra l'arciprete? Ce lo spiego io. Me mamma, spinni sorduna per farmi fare dopo scuola Ronno Parrino. E lei ci dice ignoranti? Vabbè, ad ogni modo, io chiedo che va a dire puriste. Chi si arrecampa, altrimenti peggio picchio. L'orario di chiusura va rispettato. Giusto, chi se l'ha arrangiata? Avanti. Tutto controllate i numeri, Tutto a se posto. corrispondono. va Noi siamo benissimo. pronti, si può Benissimo. No, continuare a qua. votare. Avanti. Buongiorno. 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 Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno, va dassi. Lasciamo da qua, Buongiorno. Buongiorno, Padre cardinale, cardinale Io Vincenzo. fece ora cardinale. Ne so, ci sbagliò il colore che la mantellina. Vabbè. Prego. Va dassi. Lei chi è, signora, scusi? Sì, Io sono quella di poco fa, è venuto 40 volte, sempre il presidente del seggio. Aveva confonduto. Sì, Ma sì. c'è Padre Vincenzo che ha votato Sì, però Padre... si allontani. Padre Vincenzo ha votato 3 voti. E perché? Io hai a votare 3 voti. Ah. Una per il Padre, una per il Figlio e una per lo Spirito Santo. Poi devo votare per l'uomo, Dio. 5 voti. 5 voti. E intanto mi resta la tessera elettorale, padre Vincenzo. Tessera elettorale. Aspetta. Perciò lei non si fida di mia. No, io mi fido. Io quando sua mamma e sua padre vennero per battiarla, non ci ne domandai tessera ai cristiani. Ma qua siamo al seggio elettorale, no? Perché era una chiesa, ma deve no. si ricorda che lei si deve maritare ancora. E allora io poi le chiederò la tessera elettorale. La tessera Intanto mi dia la sanitaria. tessera elettorale. Guarda. Ah, portaste sta Sì, tessera la sanitaria. Ah. Dassi, mi Vabbè, tirassi una padre scheda. Vincenzo, può andare a votare. Una sola. E intanto Una. ne votassi una. La pinna non marati. Padre Vincenzo. No, un libro me l'hai a portare. Ai, lo lavo c'è scheda ammucciati. Di qua, di qua, di qua. Un compagno io. No, lei sta seccando. No, ma mi accompagna. Eh, va perché? discendente. Compagno io. Un compagno l'ha puntato così si rende utile. Peccato. Che come Signoruzza. Sì, Assai ne hanno venuto a votare oggi. assai ne hanno venuto. Ah, come avere lei? Persi, siete persi in ogni caso in questo paese. Va bene? Sì. Lei Secondo dice me così? sì. Sì. Ma che fece Padre Vincenzo? Chi si è scheda chi votò? Ma io Beh. la va a mettere, perché io avevo il Sì, desiderio di sì, mettere la sì. idro, Incia.
Non si capiva più niente. Padre Vincenzo. Appuntato, mi raccomando, Maria, garantisca tranquillissima, l'ordine. ci sono io qua a garantire Padre l'ordine. Vincenzo, Un minuto. non può stare da incessare però. Lei, per favore, lo si sta muto. Padre Vincenzo, Non po' Agnè che pronto. morivo. Mi confondevi, cavo scuro. Appuntato, per cortesia. Ah, Benissimo, benissimo. Padre Lei mi Vincenzo. consente? Io, siccome mai a preparare per giro con clave, mi poteva... Registrate che Padre Vincenzo ha votato. Ha Padre votato. Vincenzo ha votato. Qua vuole restare. Cinque. Con Io grande resto- piacere. Va bene. Benissimo. Io torno dopo. Come Tutto si vota? regolare? Tutto Come si regolare, va? ci sono io qui a tutto a garantire posto. l'ordine. Ci mancherebbe altro. Lasciamo da qua, eh? Buongiorno. Signora, buongiorno, come sta? Benissimo. Ceni, mezziuzza, caga, va a votare. Sì, buongiorno, la La testa elettorale. elettorale. Bene, il documento d'identità, vabbè, garantisce Garantisco lei. io per lei. E mia Bene, mamma. Sogno. Mia Signora mamma. Mariuzza può andare a votare. Accompagno sempre Va io. bene, lei stia qua che la signora è perfettamente capace di andare da sola. Ma Camorra lei si disse preghiere stamattina. Tutti cose. Non c'è bisogno. Io ho un ruolo importante, qua altrimenti mi attaccano. Poteva votare pure davanti. Tanto Tanto me voto per appicciucciu. Mette la scheda per Capito? cortesia. Una. Galera non La si signorina sta poi Mariuzza ha tanto- votato. La signorina Mariuzza ha Prego, votato. prego. Nessuno oggi. Qua mancava un timbro, mi raccomando. Mia mamma. Mi piace. La signora. Signora. Signoruzza. Buonasera. Lei si presentasse a signora. Sì. Chi stai adesso è la sanitaria, non mi interessa. Stisso è. Pure dici lei che è un stisso. Garantisco io. E mia mamma, che fa? Non si fida. Senza tessera non vota nessuno. È Malanova. Benissimo. Ma chi sta lei è? Quando Viene- aveva 18 anni Stesso forse. viene. Va bene, la signora Maria Rosa, come si chiama? Buonasera, Inizia a votare. La posso No, accompagnare no, io? lei sta sticcando. Avanti, signoruzza, io sto a votare. Mi sta Mi votando. Non c'è raccomando. sappeggio, quindi combinano tutti i colori. Tranquillo. Sì. Cardinale, Non cardinale. so la Sì, lingua. è meno male. Mi raccomando, controllate, qua c'è troppo Sì, sto movimento, controllando poi mia ci mamma. mancano le schede, diventa un problema alla fine. No, tranquillo, ce n'è. tranquillo, Benissimo, tranquillo. benissimo, perfetto. Mi sta La signora salutando. Rosa ha votato. La signora Rosa. Signora brava Rosa cristiana. ha votato Cristiana, 7 ha volte. votato, 7 volte, una ha volta. votato. Votò. E Monini, I signoruzza. divini. Documento. E poi mi Un si documento Arrivederci. qua, la Padre Vincenzo. Pure a guarda lei. lei. Ah. No. E figlia di vecchia casa cura. Che dire che ti mannevi io preso. Mi raccomando, qua tutto a posto. E nel canino. Sì. E nel disgraziato qua. Qui è che manca a votare ancora. E dove musica? Perfetto. Ah, benissimo. Buongiorno. Benissimo. Signor... Senti se Buongiorno. caccia una picchiaretta. A posto, siamo pure l'orbe buttare a buttare. Guardate. Sì. Ma non ci dici queste cose. No, no, no. La signora si scordò la tessera elettorale a casa. Però garantisco io. Lei è pazzo, senza tessera non vota nessuno. È la 40ª volta che glielo dico. Con la Signor tessera come ne Presidente, andate? ma senti, la era mia. accompagni fuori, Loro la possono accompagni votare. Lei qua Sì, sì, garantisce fuori, no, vai. fuori. Usavi che ci dico. Ancora. Usavi che ci dico. Lei non fece votare la Arrivederci. Orba. La povera Orba non fece votare. arrivederci. Ma con suo voto, senza suo voto, vince stesso. Ci mancava, i divini. Quindi io qua senza pascolo. Cosi, riparsi. Io me. Chi è? Un miracolo, ci fu un miracolo. Pace Vincenzo, si niego sulla. E come si dice? Ah. Ho dato la sì. vista ai ciechi. I cosi che stai io mi rendo Buongiorno, in questo signora. paese. Ah, che bella sta figlia, che bella! Lasciamo da Dici chiamare. 18 anni l'altro giorno, una festa Ma signora eccezionale. la mi figli 14. a votare. Signora, sua figlia non ha 18 anni, ma comunque la tessera elettorale, il documento d'identità. Perciò non si fida Signor di me. Presidente, su mia mamma e mia sorella, non si fida di Appunto, mia. no, Non no, si fida di mia. Allora, documento, tessera elettorale, voglio sapere quanti anni ha la Perciò ragazza. non si fida di me che sono sua mamma. Signora, appunto il caganuscio non mi filo di lei, se non mi firava. Benissimo, non può votare, arrivederci. Avanti. Appuntato, la prego, rimanga qua garantisca Non si può. l'ordine. Sta papà si fece adunare. Io lo metto a verbale, non mi interessa di nessuno. Ma Sì, cavallo, rimanga mettere qua. a verbale. A verbale, lo voglio Presidente, fare. tranquilla, tranquilla. Persone Tranquilla, non per può bene, stare sono da sto tutte paese. persone È la mia per bene famiglia, qua. siamo tutti intelligenti. Tranquilla. Che tu gli ti Mamma mia, non virula mi finestra. Ma c'è che animalazzo che c'è da, le vas. Quali animalaccio? Un Un animale. No, 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 se ne io, Quindi a posto. Sì, io. Meno sì, io. Meno Sì, male, io meno dico sì. male.
Ah, posso. Allora, siamo d'accordo? Ah, D'accordo, d'accordo. No, tre, allora tu mi a sistemare un scalone davanti a porta casa. Sì. Per forza. Stare tranquilla. A mettere un Con lampione lei, cara, preciso, perché ogni volta il cristiano in ciocco. Chi è Due. questa signora? Mai E mi a vista? sistemare Nemmeno pure io. la sciata, me l'ha asfaltata. Bene, Va bene. bene? Allora, buongiorno. Buongiorno. Sono Immacolata. È Immacolata. Immacolata. Meno male, sì. Sì, sì, guarda, saluto. le presentazioni le possiamo fare un'altra volta. Perdolate, Avanti. valla a pigliare presto che non ne avevo Signora Immacolata, Sì. tessera elettorale, carta d'identità. Sì. No, non faccia confusione, la cerchi dalla sua borsa. Ma ci che imbranata chi? Stere un ne rumare con il cappello. Allora, Forse Che la cara, bene. mi mandassi, io ne trovo adesso. E allora non può votare. No, ma mi conoscono tutti. E io no? E non la voglio mi conoscere? conoscono. Ma aspetta un attimo. Ai, maro, acciunche. Mi aiuta, che? Mi aiuta. maledetta babbia. Ha puntato a compagni fuori questa signora, vedi? Signoruccio, signori! Fuori! Vediamo. Facciamo Mamma mia! A chi ci faccio? Mamma mia. A chi ci faccio? Un Mamma mia. quadro ci faccio. Un Non quadro ne ci posso più. faccio. Ha puntato, torni subito qua. Vostri- Mantenga l'ordine in questo posto vergognoso. Aspetta, vero, lo tengo io. Sto buono è... Ci fa, ci faccio i vicenza. L'architetto e gira a pigliare Scusi, no a sono i punti. quanti anni hai? 27, sicuro, Quanti può anni votare, hai? avanti, venga, Quanti venga. anni hai? Quanti anni hai? 18 ne hai. 18 hai. Quanti anni hai? 18 anni Avanti. ancora. Ci va regando a cristiani te. Rinunzi. Facciaci perdere, non ne posso più però. Ma- Lei mi deve aiutare. E io aiuto, certo. Perché qui me ne vado in galera per colpa di No, questi galera quattro non si pazzi. sta poi così male. O E mangia- ci sti lei in galera. Io votarono tutti. Bene qua. La vecchia votò. Tutti votarono. Bene qua. Benissimo. Si sono fatte le 10, adesso chiudiamo il seggio. Chi non è venuto non è venuto. Tutti votaremo. Sicuri. Ancora votare no! Lei votò. Come non è Lei vero? votò. Bisogna votare E pure. votare no! Ancora E butarsi, avanti. Appena sola. Avanti. Allora, mi si sta cercando. Beh, Si cancia controlla, le schede. butarsi e si sbrigassi. Bene qua. Che cosa sta facendo? Signorozza, io me lo dai a dire. Non una mezz'ora di tempo al vuoto trovo caccaruno che si scuotore Il aiutare. seggio sta per chiudere. E mi io dispiace. faccio presto. Sì, 3 minuti avete. Ah, signore. Beh, benissimo, il signor ha puntato, ha votato e con questo si chiude il seggio. Benissimo. Ah, qui c'è E poi? ancora. C'è qualcuno che deve votare? No, no. Ha non è- puntato, chiude il faccia- seggio, faccia tutti allarme, fuori. faccia allarme. Benissimo. Faccio un controllo per sicurezza. Controlli, chiuda le porte che dobbiamo cominciare le operazioni. A posto, hanno finito tutti. Intanto io ve lo sto dicendo, mi alzo così sono più autorevole. Prestate la massima attenzione ad ogni voto da registrare, perché qui per ogni regolarità in carcere ci vado sia io E che l'arre- anche voi. E li arresto io direttamente. Bravissimo. A sti voi, perfetto. come? Ecco qua. Che disse? Bene. Togliamo Io, le schede. lo sai che ci dico? Che cosa? In galera, per l'ausa, in centenno ieri, lo capivo? Io voglio stare a mia casa, io sai a questo punto che ci dico? Iangiolozza, o papà, a Molini, papà, è e tutte Molini tutte e cuore a Dio su Sta zittassi lei, Ma ci vi sono sta qui io a dicendo? garantire l'ordine, ma stai tranquillo con Io me. vi richiamo Io all'attenzione, alla massima attenzione nel registrare i voti, uno per uno. Ah. Benissimo. Ah, perfetto. Allora, e lei c'è? E lei che cosa mi rappresenta? L'ha puntato, no? Non è che può dire una signorina, dire a mezzita, lei qua non è il suo fidanzato, lei è qua il garante dell'ordine. Ma appunto ci dico, lei che ne è chiuzzi di mia figlia, ora è così. Insomma, io credo che va a dire vorresti. Ora per cortesia ha puntato rapissa potta e cominciamo. Va bene. Bene. Oh. Ora entra la gente, mi raccomando, mantenete la calma. Benissimo.